San Vito, frazione di Vigonza. Qui in serata la comunità si è stretta alla famiglia Tacchetto con una preghiera e una fiaccolata a cui hanno preso parte un centinaio di cittadini. Ancora nessuna notizia dal Burkina Faso, dove i due giovani, l'ingegnere padovano Luca Tacchetto e l'amica canadese Edith Blé, hanno fatto perdere le loro tracce. Intanto la Procura di Padova ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati, che verrà trasmesso a Roma, procura competente per i cittadini italiani scomparsi all'estero. Sono ancora molte le piste aperte per determinare cosa sia successo ai due giovani dopo l'ultimo contatto con le famiglie avvenuto il 15 dicembre. Un incidente, un arresto oppure un rapimento. Anche il ministro degli esteri canadese apre a questa ipotesi pur rimanendo cauto poiché al momento non ci sono indizi volti a supportarla. A cercarli sono in molti sia nel paese africano sia sul web, dove è presente una pagina Facebook per ricevere segnalazioni sul caso. Questa sera, come era previsto, assente la famiglia del giovane padovano perché, come aveva fatto sapere il padre ed ex sindaco di Vigonza, Nunzio Tacchetto, l'emozione sarebbe stata troppo forte. Swisher Channel News, Vigonza.